carabinieri nelle province di Venezia e Padova sfruttavano i loro connazionali pagandoli 3 euro all'ora. Arrestate 4 persone. Sindacati sul piede di guerra in comune per una carenza di personale che farebbe rischiare il collasso a diversi servizi. Il tavolo convocato non ha conciliato le posizioni. Colpo di scena nella politica veneziana. Stefano Zecchi si candida a sindaco di Venezia con un programma che mira allo sviluppo della laguna e dell'entroterra secondo le proprie specificità. Autonomia. Il ministro per gli affari regionali in audizione in commissione bicamerale ha espresso un concetto inequivocabile che è contro l'autonomia e contro la Costituzione. Truffa ai danni dello Stato scoperta dalla polizia. La titolare di un canile impediva l'adozione degli animali per mantenere la diaria prevista dalla convenzione con decine di comuni. All'indomani della protesta dei comitati ambientalisti in Consiglio Comunale a Mira, anche la consigliera pentastellata La Rocca interviene sull'ecocentro di Fusina. Quest'opera non si deve fare, dice. 7ª edizione di Lead on Love, una giornata dedicata all'amore in ogni sua forma e con iniziative contro la violenza sulle donne. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione da Venezia e provincia. In primo piano la cronaca, schiavi nei campi picchiati e sottopagati da un gruppo di connazionali che prometteva loro un permesso di soggiorno. Operazione dei carabinieri che ha sgominato 5 caporali marocchini. L'indagine è partita da un fondo agricolo di Cavarzere e ha portato i militari ad intervenire anche nei campi e nei vigneti della Bassa Padovana e del Rodigino. Trattati come schiavi, pagati 3 euro l'ora e costretti a lavorarne 11 filate nei campi e nei vigneti, spesso lasciati senza cibo o costretti a mangiare un panino mentre erano piegati a raccogliere gli ortaggi, senza contare tutte le volte che venivano picchiati perché scoperti a dissetarsi durante le ore più calde delle giornate estive. Queste le condizioni in cui dovevano lavorare 13 uomini marocchini. 2 di loro, esasperati dai ritmi massacranti e dalle botte, si sono rivolti ai carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia. Gli aguzzini erano loro connazionali, 5 cittadini marocchini che avevano messo in piedi un'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro clandestino, un giro d'affari da 350.000 euro all'anno. Operazione Miraggio perché i lavoratori accettavano di essere schiavi per ottenere un permesso di soggiorno. Un lavoratore, pur essendosi leggermente ferito un occhio ma tale da dover ricorrere alle cure sanitarie presso in un pronto soccorso, il giorno dopo è stato reimpiegato al lavoro bendato, con un occhio bendato, medicato, poiché generalmente questi lavoratori lavoravano anche in condizioni di privazioni dei dispositivi di protezione individuale. La base di questa azienda, gestita dai marocchini che forniva braccianti, era nel Rodigino a San Martino di Venezia. All'interno dell'organizzazione i compiti erano suddivisi. Il titolare era un marocchino di 30 anni, poi c'era l'addetto ai pagamenti e 3 persone invece erano i caporali che trasportavano e sorvegliavano i lavoratori sfruttati nei campi. Per 4 di loro i carabinieri hanno disposto l'obbligo di dimora e di restare in casa nelle ore centrali della giornata. Il quinto invece è irreperibile. L'indagine, partita dopo una denuncia di 2 ragazzi sfruttati, ha consentito una prima ispezione in un fondo agricolo di Cavarzere nel Veneziano. Da qui, dopo un anno di indagini, i carabinieri hanno scoperto il sistema di sfruttamento degli stranieri impiegati soprattutto in campi di ortaggi e in vigneti della Bassa Padovana, a Tribano, Arre, Montagnana e Conselve. E i carabinieri ora stanno cercando di capire se le ditte che usufruivano della manodopera fossero a conoscenza delle condizioni di sfruttamento che la ditta di marocchini imponeva ai suoi lavoratori, che di fatto erano fantasmi per il fisco. Il risultato operativo di inibire queste persone a continuare a sfruttare i connazionali sul lavoro ci consente adesso di meglio dettagliare le condizioni e i rapporti di lavoro contrattuali che esistevano tra questa azienda e le ditte che poi chiedevano l'impegno della manodopera. I 13 marocchini sfruttati ora hanno ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Tragedia questa mattina intorno alle 13:30 sul Nuvolau in provincia di Belluno, dove ha perso la vita uno sci alpinista 75 anni di Venezia. L'uomo stava salendo verso l'omonimo rifugio con un amico che lo precedeva e un altro più dietro, quando ormai quasi arrivato è scivolato dal pendio sul versante est. Dal racconto dei compagni, quando l'ultimo dei 3 ha raggiunto il primo, si sono accorti della sua assenza e tornati indietro hanno trovato un bastoncino e i segni della scivolata. Uno dei 2 uomini è sceso e facendo un giro largo ha raggiunto il 75enne
che dopo un salto verticale di una cinquantina di metri è finito sulle rocce sottostanti per fermarsi poco dopo sulla neve. Sul posto è giunto l'elicottero del SUAM di Pieve di Cadore. Il tecnico e l'equipe medica, sbarcati con un verricello, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sindacati sul piede di guerra in comune per una carenza di personale che starebbe facendo rischiare il collasso a diversi servizi al cittadino. Il tavolo convocato in prefettura sulla situazione del settore amministrativo a supporto delle scuole e dei servizi sportivi non ha conciliato le diverse posizioni. Poco personale al punto da mettere a rischio diversi servizi al cittadino e ora i sindacati che denunciano settori comunali vicini al collasso per carenza di dipendenti si sono riservati di valutare quali azioni mettere in campo dopo la fumata nera al tavolo convocato in prefettura Venezia col comune. L'incontro purtroppo è andato male perché l'amministrazione non è disponibile al confronto. Noi abbiamo chiesto un rafforzamento degli organici, una discussione seria, vera, a partire da due settori che oggi erano il centro del confronto: quello a supporto dei servizi educativi, le scuole dove ci sono compiti importantissimi, le iscrizioni, tutta quella parte che riguarda le famiglie che hanno bisogno appunto di mandare i bimbi alle nostre scuole comunali, e il servizio sportivo che gestisce più di 90 palestre, 60 impianti sportivi, 7 remiere. Da tempo a Venezia CGIL, UIL, DICAP, CSA ed RSU hanno puntato il dito contro una gestione del comune che non sta facendo soffrire solo i due settori oggetto dell'incontro odierno. La mancanza del servizio anagrafe società civile è gravissima, lì siamo al collasso, c'è un'uscita ancora di personale per i pensionamenti. Ieri la Giunta ha approvato 200 assunzioni, 100 sono vigili. Così continua a assumere solo e soltanto nella polizia locale, quando in realtà le emergenze del comune sono altre, ma sono emergenze non solo per i carichi di lavoro, ma anche per i servizi cittadini che sono fondamentali. L'unico organico che crescerà, anche rispetto al 2015, è quello della polizia locale. Assunzioni che, secondo i sindacati, rispondono più ad un indirizzo politico che alla cura dei servizi ai cittadini. Oltretutto, tra i nuovi agenti ci sono già state defezioni. Molti cercano la mobilità di andare in altri enti appena possono, o alcuni addirittura hanno scelto di non farsi confermare il contratto di formazione lavoro, perché questo corpo continua ad essere utilizzato in modo improprio, cioè si pensa di sostituirsi alla polizia, alle forze dell'ordine con compiti che non sono loro, e quindi si espongono anche gli operatori evidentemente a rischi. Noi continuiamo a dire che la polizia locale è un presidio importante, ma è un presidio che svolge funzioni amministrative, ed è quello che il comune dovrebbe continuare a fargli fare e non pensare di avere dei vigilantes o dei Rambo in giro per la città. Colpo di scena nella politica veneziana. Stefano Zecchi ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Venezia per le prossime elezioni comunali, con un programma che mira allo sviluppo e alla rinascita della laguna e dell'entroterra secondo le proprie specificità. Professore, com'è nata questa candidatura? Ma nasce da diversi padri, diverse madri. C'è il desiderio, innanzitutto da parte mia, di dare qualche cosa alla città, nasce da un senso di incertezza amministrativa della città, di tanti amici che mi hanno chiesto di entrare in questo gioco, l'insoddisfazione per l'amministrazione attuale. Scrittore, filosofo, giornalista, opinionista televisivo, ordinario di filosofia teoretica all'Università di Padova ed estetica all'Università di Milano, dove è stato anche presidente dell'Accademia di Belle Arti di Brera e assessore alla cultura, Stefano Zecchi, veneziano doc, si candida a sindaco della sua città col Partito dei Veneti per le prossime elezioni comunali. La sfida è quella di rimettere in una relazione virtuosa Venezia è Mestre, Venezia è la terraferma, fare di Venezia una capitale europea e fare di Mestre la City di questa capitale europea, una Greater London, come in fondo è ormai in tutta Europa quando abbiamo delle realtà urbane complesse, diverse. L'ultimo impegno politico di Stefano Zecchi in Laguna è stato a sostegno del referendum per la creazione di 2 amministrazioni ad hoc a Venezia e Mestre, in uno schieramento trasversale che in quell'occasione comprendeva forze di quasi tutti i partiti. Io penso che ci debba essere, per amministrare una città importante come questa, una visione di sviluppo, cioè liberarsi dalla contingenza dei problemi e vedere come invece attraverso una visione tu hai la possibilità di comprendere le questioni
importanti per la vita della città, la casa, il lavoro, la possibilità di ritrovare un'anima della città che non c'è, purtroppo è mancata. L'incidente in tangenziale a Mestre, in prossimità dello svincolo. L'autista di un auto articolato ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la carreggiata. Si è incastrato in posizione tale da occupare tutta la carreggiata stessa in direzione nord. Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso, ma si è dovuto attendere l'arrivo di speciali autogru per spostare l'auto articolato. L'effetto peggiore è stata la perdita di gasolio dal camion incidentato, che ha obbligato i vigili del fuoco a ripulire l'asfalto prima della riapertura. Pesanti le ripercussioni sul traffico, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. E adesso l'autonomia, perché questa mattina il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, in audizione in commissione bicamerale per le questioni regionali, ha usato parole inequivocabili dall'esponente, appunto parole inequivocabili proprio per quanto riguarda l'autonomia. Sentiamo allora che cosa ha detto. È scolpito nella Costituzione il 116,3 e anche quando a volte sento, ma ogni tanto insomma, c'è qualcuno capitato nei dibattiti, anche devo dire nel confronto parlamentare, ma io sono contrario all'autonomia differenziata, e significa che sei contrario alla Costituzione. Cioè, lo voglio dire per evitare, diciamo, che ci possano essere dibattiti surreali su temi. Cioè, chi è contrario alla Costituzione deve proporre la modifica della Costituzione. Voglio riprendere le parole del Presidente della Repubblica nel saluto alle cariche istituzionali del Natale scorso, quando ha sottolineato che l'autonomia rafforza l'unità nazionale, l'autonomia dentro il perimetro della Costituzione. Il nodo è come la fai l'autonomia, il nodo è se la fai perequando, attuando il principio di sussidiarietà e riducendo le diseguaglianze, stai attuando la Costituzione repubblicana vigente. Se ti fidi delle regioni, dai nuove responsabilità alle regioni e rafforzi il ruolo dei comuni, stai costruendo un quadro che necessita di una riforma dei servizi pubblici locali e il Parlamento deve essere conseguente. Benvenuto tra noi, Ministro Boccia. Spero che dopo il pronunciamento del Presidente Mattarella sul fatto che l'autonomia è un valore costituzionale possiamo arrivare tutti assieme all'obiettivo. Con queste parole il governatore del Veneto Luca Zaia commenta le dichiarazioni del Ministro Boccia. Dico benvenuto tra noi al Ministro, prosegue il governatore, non per spirito polemico ma perché ha detto finalmente quello che noi dicemmo fin dall'inizio del nostro cammino referendario. Anche a chi, come il governo Renzi, tentò di impedirci di fare il referendum e ci costrinse a celebrarlo senza poter usare la tessera elettorale. Lavori e funzionamento provvisorio e definitivo del MOSE al centro della Commissione Ambiente della Camera. A rispondere ai deputati la commissaria straordinaria per il MOSE Elisabetta Spitz e la provveditrice per le opere pubbliche del Triveneto Cinzia Zincone. Stiamo tentando di recuperare questo ritardo, sommando al completamento anche una fase di avviamento che è necessaria per poter attivare il sistema. Lo stato dei lavori e il cronoprogramma per il funzionamento del MOSE sono stati al centro della seduta della Commissione Ambiente della Camera. Non so se era l'opera giusta per Venezia, ma adesso giunti a più del 90% dell'opera va concluso. La pazienza degli italiani che hanno pagato tutto, stanno pagando tutto e continueranno a pagare tutto, non è infinita. Ai diversi interrogativi dei deputati ha risposto, oltre alla provveditrice Cinzia Zincone, la commissaria straordinaria per il MOSE Elisabetta Spitz. A partire dalla fine di giugno le barriere saranno tutte utilizzabili in coordinamento fra loro. Su questo è stato fatto un grande sforzo organizzativo, perché voglio ricordare che la Control Room, che è la sede dove vengono governate e gestite le barriere, a giugno non è pronta. In attesa della Control Room, il sistema provvisorio prevede 4 squadre operative che muoveranno le barriere in concomitanza grazie ad un ponte radio. Ovviamente per poter consentire
l'attivazione delle 4 barriere è stato necessario anche fare una verifica puntuale della disponibilità di risorse già addestrate per poter movimentare le barriere. Queste risorse oggi a febbraio non sono ancora del tutto disponibili. Ieri sera nel corso di 20:10 l'assessore al turismo del Comune di Venezia, Paola Mar, tra i temi affrontati anche quello delle locazioni turistiche che svuotano la città. La soluzione, dice, può essere una soltanto. Sentiamo allora le sue stesse parole. È chiaro che la proprietà privata è regolamentata dal codice civile, quindi adesso urge, e il nostro sindaco l'ha fatto presente più volte, l'intervento dello Stato. So che alcuni parlamentari si sono interessati di questa cosa. Negli altri posti del mondo la soluzione è stata trovata calmierando la possibilità di fare l'affittanza turistica, cioè facendo sì che l'affittanza turistica non possa essere fatta più di 8 giorni all'anno. Normalmente il numero si trova facendo un'ipotesi di quello che si può guadagnare affittando a livello turistico e paragonandolo a quello che invece si può ricavare affittandolo a residenti per trovare un numero congruo di giornate. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci di nuovo in diretta con la cronaca e con la truffa ai danni di 58 comuni convenzionati tra Friuli, Venezia Giulia e il Veneto, in particolare tra le province di Pordenone, Udine e Venezia, scoperta dalla squadra mobile di Pordenone a termine delle ispezioni. Gli investigatori hanno scoperto animali ricoverati senza attuare le procedure di riabilitazione previste, spesso trasferiti dal canile di Villotta di Chionso nel Pordenonese, luogo di degenza e custodia, all'abitazione della proprietaria della struttura, sottraendo di fatto gli animali alla possibilità di essere adottati e in violazione delle normative sanitarie regionali. In questo modo la proprietaria avrebbe lucrato centinaia di migliaia di euro per spese veterinarie, accudimento degli animali e altro ancora. All'indomani della protesta dei comitati ambientalisti nel Consiglio Comunale a Mira, anche la consigliera pentastellata La Rocca interviene sull'ecocentro di Fusina. Il progetto è molto complesso e quindi chi non vuole leggerlo, diciamo, con trasparenza, come noi abbiamo cercato di fare, teme o sospetta cose che poi in effetti noi non abbiamo neanche mai pensato. Quindi gli rispondiamo di essere un pochettino più benevoli nelle carte che abbiamo prodotto, nella loro interpretazione, perché certo non vogliamo mettere a rischio la salute di nessuno. Queste le dichiarazioni del direttore generale di Veritas in merito alla richiesta che l'azienda ha fatto alla Regione di poter bruciare nello stabilimento ecoprogetto di Fusina, oltre al legno, anche il combustibile solido secondario, ovvero quel che resta dal trattamento del rifiuto secco indifferenziato, e i fanghi secchi. Richiesta che ha suscitato l'ira dei comitati e non solo. Forte preoccupazione arriva anche dal Movimento 5 Stelle. Veritas sta facendo un'informazione presso la cittadinanza nella direzione di sminuire questo fenomeno, ma la verità è che noi avremo l'aria molto più inquinata e che l'impatto sulla salute non è ad oggi conosciuto. Riteniamo che dobbiamo assolutamente salvaguardare la salute dei nostri cittadini e quindi fermare questa autorizzazione in Regione con la forza dell'opinione pubblica. Questo perché abbiamo già in Italia 80.000 decessi l'anno solo per l'inquinamento dell'aria e Venezia purtroppo è in cima alla classifica, essendo al 5° posto. Oggi vediamo che a farne le spese sono soprattutto i più giovani, i bambini, gli adolescenti, con un'incidenza in aumento dei tumori su queste fasce deboli. Per questo è importante per il nostro futuro, il futuro dei nostri bambini e delle generazioni che seguiranno, fermare quest'opera, che altrimenti sarà un investimento industriale che rimarrà per decenni sul nostro territorio. A detta di Veritas, l'alternativa sarebbe portare il tutto all'estero con un aumento di costi per la cittadinanza, oppure creare una discarica che attualmente non c'è. Voltiamo pagina, 7ª edizione di Lido in Love. Allora sentiamo nel prossimo servizio quali sono le novità di quest'anno.
c'è la parte del divertimento, la parte dell'aspetto sanitario, l'attenzione alla salute, la parte dell'attenzione ai temi sociali. Una giornata dedicata all'amore in ogni sua forma. Torna Lido in Love, giunta alla 7ª edizione, con il Gran Galà in Love che darà il via alle varie iniziative. Anche quest'anno l'evento punta a porre l'accento sul tema della violenza contro le donne. Il Gran Galà d'apertura infatti sarà l'occasione per raccogliere fondi in favore della Fondazione Doppia Difesa, che da sempre è al fianco di donne che subiscono violenza. Non solo si celebra l'amore in tutte le sue forme, ma è importante anche dal punto di vista proprio dell'impegno civile. Durante questa manifestazione il messaggio più grande che l'amministrazione sostiene a gran forza ormai da anni è quello proprio del contrasto alla violenza sulle donne. Io credo che nel giorno in cui si celebri l'amore è importante ricordare che l'amore non è violenza. Alle 5 ci sarà il flash mob che c'è in tutto il mondo, dove verrà ballata una canzone contro la violenza sulle donne per richiamare questo tema e far riflettere sul punto, perché è decisamente importante dal momento che le cose un po' cambiano, si cerca di lavorare soprattutto sui giovani, la speranza è che vengano molti ragazzi. Tra le varie iniziative, il Bus del Cuore, che con la collaborazione della Croce Rossa offrirà un servizio di controllo dell'attività cardiaca a chi vorrà salire a bordo. E il Selfie in Love, che dà la possibilità di scattarsi una foto sotto una grande cornice rossa che guarda proprio verso la laguna. O ancora il Love in Tour, in sella a un cavallo. Un evento che è possibile organizzare grazie all'impegno di Proloco e Consorzio Venezia Lido. Continuamente organizzano questi eventi che danno vita al Lido tutto l'anno, che consentono di dare visibilità, di dare un qualcosa di più ai cittadini, di dare un qualcosa di più ai visitatori in un ambito ben più ampio di quello che è la ristretta stagione delle spiagge. Vi ricordo l'appuntamento questa sera come sempre con 20:10 in studio Mauro Michelone, presidente dell'ISRA di Treviso. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Generali condizioni di bel tempo nella giornata di giovedì 13 febbraio, non sono attese piogge. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, salvo per locali addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime invece fino a 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli, Venezia Giulia, dove anche qui sarà asciutto e stabile, con il sole presente un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata, su tutti i settori il cielo sarà poco nuvoloso. Temperature minime fino a -3 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.